Disabilità da un lato, disagio e devianza giovanile dall'altro. Sono queste le due priorità sociali del progetto sperimentale denominato Nuovi Orizzonti che l'assessorato regionale alle politiche sociali della regione siciliana ha varato grazie ad un finanziamento comunitario da 1,5 milioni di euro. Il progetto Nuovi Orizzonti si fonda sulla formula della partecipazione aperta e della collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione degli obiettivi dell'inclusione sociale in un vasto comprensorio della Sicilia orientale delimitato territorialmente da ben 17 piccoli e medi comuni tra Messina e Catania. Si tratta di una fascia di territorio densamente popolata e con fattori di estrema variabilità socio-economica che comprende 6 comuni della provincia di Messina, Francavilla di Sicilia, Rocella Valdemone, Giardini Naxos, Malvagna, Moio Alcantara, Santa Domenica Vittoria, lungo l'omonima Valle Alcantara, ricca di suggestioni naturali e potenziale turistico. Ma sono coinvolti anche 11 comuni della provincia di Catania, Castiglione di Sicilia, Lingua Glossa, Piedimonte Etneo, Calatabiano, Sant'Alfio, Fiumefreddo, Mascali, Milo Riposto, Aci Sant'Antonio e Zafferana Etnea. Il comune di Giarre funge da ente capofila, assolvendo le funzioni di direzione e coordinamento delle attività svolte. Hanno aderito al progetto poi 6 associazioni private, il consorzio Il Nodo, il consorzio Terzo Settore, l'associazione Play, Orsa Maggiore, la cooperativa sociale L'Arnia e la Magnetic Fresh Onlus. Disabilità da un lato, disagio e devianza giovanile dall'altro, dicevamo, al centro del progetto che ha proceduto con interventi mirati e integrati per agevolare l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati. Relativamente alle azioni a sostegno della disabilità, il progetto ha previsto alcune linee di intervento per un gruppo di disabili psichici e fisici, avviando percorsi di integrazione sociosanitaria indispensabili per la prevenzione e la tutela della salute mentale. In assoluta coincidenza con gli obiettivi fissati dal programma operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013, sono state previste azioni di orientamento e sostegno all'autoimprenditorialità dei disabili e dei soggetti svantaggiati, con progetti integrati di formazione e inserimento lavorativo di persone con disabilità. Ne è un esempio l'avvio di un laboratorio sperimentale di arte terapia e del mosaico, rivolto a 30 disabili psichici per imparare l'arte del decoro, della pittura, del confezionamento, della lavorazione della cera e del mosaico in legno, in ceramica e altro materiale per la facilitazione dell'espressione creativa del soggetto con disagio psichico, il miglioramento della comunicazione e delle relazioni sociali, l'avviamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo delle persone formate. Sono state previste anche azioni per la formazione di disabili fisici quali operatore del telelavoro e operatore di ripresa e montaggio video, per fornire un'adeguata preparazione in relazione alle odierne esigenze di professionalità nell'ambito della New Economy e del telelavoro, con significative opportunità in relazione alle continue evoluzioni tecnologiche del mercato e del settore montaggio video, presso ad esempio aziende di produzione e vendita video o case di produzione cinematografiche e come attività autonoma per realizzare il proprio montaggio per servizi matrimoniali o documentaristici.
Alcuni incontri tematici itineranti sul territorio sono poi stati promossi sul tema della domotica per disabili, sulle azioni psicoeducazionali per familiari di malati psichici e sui nuovi ambiti occupazionali per i disabili nella New Economy, anche per diffondere un maggior senso di fiducia da parte delle famiglie e delle persone con disagio psicosociale e disabilità psichica. Ogni azione formativa è stata affiancata da tirocini con borsa lavoro presso aziende e cooperative sociali per favorire l'inclusione delle persone con disabilità fisica. Tra i risultati, la continuità e il miglioramento qualitativo dei contenuti appresi, nonché il rafforzamento della consapevolezza del soggetto nel proporsi nell'ambito del mondo lavorativo e la riduzione del senso di emarginazione e di esclusione. Accanto alla formazione, il progetto Nuovi Orizzonti ha previsto azioni di consulenza, supporto e tutoraggio alla creazione di impresa, insieme all'avvio di un incubatore di azienda nel territorio del comune di Giarre, con un periodo di defiscalizzazione dai tributi locali della durata di 5 anni. Per tutta la durata del progetto sono stati istituiti gruppi di accompagnamento domiciliare per disabili psichici che, oltre ad accompagnare i soggetti disabili psichici, li hanno affiancati in parte come Angel Assistant, anche per alleggerire il carico sulle famiglie. Ma l'innovativo progetto Nuovi Orizzonti si è indirizzato anche verso il disagio e la devianza giovanile, con azioni mirate a 90 giovani in condizioni di disagio o a rischio di devianza residenti nel territorio dei comuni facenti parte della coalizione, con attività di orientamento, formazione, accompagnamento, avviamento di impresa, per offrire nuove opportunità ai soggetti giovani in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro, per il contrasto alla povertà, per lo sviluppo della fiducia nelle istituzioni, per la responsabilizzazione delle famiglie coinvolte al disegno di vita dei propri figli. I giovani, segnalati dagli uffici sociali dei rispettivi comuni, dalle aziende sanitarie provinciali e dai tribunali sezione minori e penale, sono stati avviati verso la formazione quali operatori di impiantistica eolico-fotovoltaico per la progettazione, l'installazione, il finanziamento dei sistemi fotovoltaici con tirocinio presso strutture conformi. Sono poi stati avviati laboratori artistici di canto e danza per 30 giovani, per aiutare i soggetti provenienti dai quartieri a rischio e socialmente svantaggiati con il linguaggio della musica e della danza. Nuovi Orizzonti ha così tracciato nuovi obiettivi
attraverso una pluralità di codici espressivi, coinvolgendo le sfere intellettive ed emotive dei giovani a rischio per creare un clima di sana aggregazione e di collaborazione e per dare pari opportunità a coloro i quali sono solitamente esclusi da questi circuiti formativi. Alla fine della formazione è stato previsto l'allestimento di un musical da proporre in tutti i teatri degli enti coinvolti nell'iniziativa e in altre province regionali per promuovere la diffusione dei risultati e per promuovere una possibile nuova impresa, quella di una società di promozione di eventi con veri e propri piani di impresa e richieste di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali.